una fabbrica può durare 5 anni, 10 anni, 20 anni e poi che cosa ne facciamo quando abbiamo ucciso il territorio? Non è che domani mattina dove c'è il cemento ci pianti il grano turco e lo raccogli, non funziona così. Da una parte la fabbrica, ovvero Baxi e Pengo, con il domino di spazi che va dall'ex Yar a San Lazzaro. Dall'altra l'ambiente, il suolo, l'ultimo lembo di campagna bassanese. Rischia di profilarsi sulle due rive della Brenta questo scontro fra ambiente e lavoro, ma ormai è chiara la necessità di trovare una strategia che salvaguardi entrambi. Siamo semplicemente qui a voler compendiare le esigenze legittime del privato con il bene pubblico. Il tema del consumo di suolo e della sicurezza idrogeologica è di grande importanza proprio in queste ore. Abbiamo a 300 km da qui tanti nostri compatrioti che stanno morendo e hanno disagi grandissimi per uno sviluppo idrogeologico non tenuto in considerazione, e noi queste preoccupazioni ce le abbiamo. Europa Verde suggerisce che al netto dei progetti su San Lazzaro ci sono molte altre aree utilizzabili per l'allargamento di attività già esistenti. Sono scelte che marchieranno profondamente il nostro territorio, quindi crediamo che in questo momento nell'area bassanese e non solo ci siano altre possibilità di aree già utilizzate, dismesse, da ribonificare, da utilizzare. C'è quindi un'altra strada che non prevede lo scontro fra ambiente, lavoro, sviluppo e protezione del suolo. Lo prevede anche la Costituzione. La nostra Carta Costituzionale lo prevede che l'interesse privato non può prevaricare l'interesse pubblico. Quindi noi chiediamo che la politica faccia e la società facciano il loro lavoro.